Napoli. Lo speaker scoppia in lacrime al Maradona. Ho i brividi, tanta emozione nel prepartita del derby contro la Salernitana. Con Diletta Leotta che coinvolge Daniele Decibel Bellini nella diretta di DAZN e l'ex azzurro Maggio che lo consola. La festa scudetto del Napoli è stata solo rimandato dopo il pareggio contro la Salernitana. Ma rimangono le bellissime immagini piene di gioia dei tifosi. Tantissima emozione al Maradona. Poco prima del fischio d'inizio con gli spalti colorati di azzurro tra fumogeni, striscioni e bandiere. Un'emozione che non è riuscito a trattenere lo storico speaker del Napoli, Daniele Bellini soprannominato Decibel per le sue famose urla mentre annuncia i nomi dei giocatori in campo. Lo speaker ha prima annunciato la formazione con cui il Napoli sarebbe sceso in campo. Poi non ha retto l'emozione di uno scudetto vicinissimo ed è scoppiato in lacrime. La scena si è vista in diretta su DAZN, con la conduttrice Diletta Leotta che si è avvicinata per delle domande. Lo speaker ha provato a dire qualcosa prima di scoppiare in lacrime. Un sogno. Ho i brividi. Dopo anni di stadio, di freddo, di pioggia. A consolarlo è stata la stessa Diletta e l'ex terzino del Napoli Cristian Maggio, che lo ha abbracciato. Lascia il commento alla reazione di Decibel Bellini e si iscrive al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale per non perdere le principali notizie dal club più amato dai suoi tifosi. Forza Napoli sempre e tutto per lei.